Eccoci con Giovanni Battistel, seconda partita che giochi, seconda vittoria anche, Portogruaro calcio sul petto e anche nel cuore, penso che meglio di così per te in questo momento non possa andare. Avevo bisogno di fare un po' di partite positive e adesso in queste due partite ho fatto bene, per me ho fatto bene anche se magari posso sempre migliorare, però l'importante è che i 3 punti li abbiamo portati a casa. Sì, oggi non è stata una partita per niente facile, ostica, secondo tempo 2 uomini in più e abbiamo lo stesso faticato, anzi sei stato anche bravo a prenderla, c'era una palla insomma, che poteva anche fare il pareggio. Come l'hai vista dal campo? Sì, abbiamo un po' sofferto dopo perché loro erano in 9, avevano tanta cattiveria, tanta voglia di giocare. Noi abbiamo un po' mollato, però lì sulla parata ho avuto la fortuna di trovarmi al momento giusto. Diciamo che dagli spalti il rigore non si è visto, penso neanche tu, ma i tuoi compagni cosa hanno detto? Io non ho visto bene, ho parlato anche con gli avversari, secondo gli avversari non c'era, secondo noi sì. Dopo è stata una scelta arbitrale, io da là in fondo non riesco a vedere bene. Bene, allora ci portiamo a casa questi 3 punti, domenica giochiamo in casa contro il Cavallino e adesso ci sarà delle partite difficili perché nel girone d'andata le prossime 5 che andremo a giocare noi le abbiamo perse. Tu sai qualcosa di Clemente? Speri di giocare anche domenica? Io spererei sempre di partire titolare, dopo sarei il secondo e se Clemente sta bene io sono dietro. Se no io mi metto a disposizione, se Clemente non sta bene io sono a disposizione della squadra. Allora concludiamo con una nota proprio su di te, sul portiere di seconda, perché dire di riserva è brutto. Bisogna essere sempre pronti, è un po' duro anche psicologicamente a prepararsi senza avere la certezza di andare in campo. Quello sì, un po' ti butta giù se ti alleni e dopo non giochi. Da fare il portiere di seconda è una vita dura, perché devi essere sempre subito pronto anche se fai una partita dopo 10. Bene, allora bravo Giovanni, oggi è andata bene e speriamo di vederti ancora. Grazie. Ciao.